Sempre più spesso il Veneto è al centro di inchieste per mafia, un fenomeno che sembrava molto lontano anni fa e che invece oggi ci è sempre più vicino. Se ne parlerà in una 3 giorni trimestre dal 24 al 26 di gennaio. Il convegno si intitola Mafie in Veneto e i relatori saranno rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, associazioni di categoria, sindacati, esperti a vario titolo. L'organizzazione è della sezione regionale dell'Albo dei gestori ambientali, Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e Libera, con la media partnership del gruppo NEM. Ne parliamo con Siro Martin, presidente della sezione regionale dell'Albo dei gestori ambientali del Veneto e moderatore di 2 delle sessioni del convegno. Martin, di che cosa si parlerà effettivamente in questo convegno? Beh, direi che lei l'ha anticipato e l'ha raccontato estremamente bene, sì, anche se in sintesi. Quello che mi preme un po' di dire di questo convegno è che è veramente un unicum, perché per la prima volta la sezione regionale dell'Albo, assieme a tutto il mondo camerale, perché abbiamo anche il patrocinio di Unioncamere Veneto e il benestare anche di Unioncamere Nazionale, infatti ci sarà probabilmente anche un videomessaggio del presidente nazionale, oltre ad avere tra gli ospiti e i relatori anche il presidente nazionale dell'Albo Gestori Ambientali. Una partnership importante, secondo me, per un evento altrettanto importante, perché è sempre difficile parlare di questo argomento in Veneto, ma non solo in Veneto, infatti avremo altre regioni che ci racconteranno le loro esperienze in questo convegno, estremamente fondamentali, perché bisogna essere informati, perché le mafie purtroppo ci sono e quindi qualcuno le deve raccontare anche attraverso testimonianze e anche attraverso, come ha detto lei, con relatori importanti, tipo le forze dell'ordine e non solo le forze dell'ordine. E quanto e soprattutto come sono presenti le mafie nel tessuto socio-economico del Veneto? Beh, abbiamo riferimenti importanti anche geografici, cioè Verona, Padova, il litorale della provincia di Venezia, quindi Eraclea, qualcosina anche a Bibione e altre situazioni. Ma per fortuna stiamo parlando ancora di infiltrazioni e non di radicamento, anche se probabilmente, diciamo così, siamo vicini, ecco, a raggiungere anche questo obiettivo negativo e quindi noi ci auguriamo con questo evento di rallentarlo il più possibile. Poi sappiamo che le mafie sono un'economia, anche se economia sommersa, che danneggiano quindi l'economia legale, ma sono sempre presenti dove c'è denaro, dove c'è una forte economia e in Veneto c'è, soprattutto anche sul litorale, le mafie sono presenti e attecchiscono quando c'è qualcosa su cui lavorare e su cui guadagnare in modo illecito. Certo. Uno dei filoni su cui spesso la mafia si insinua è quello del trattamento dei rifiuti e sempre di più il Veneto sta diventando, luogo di stoccaggio, di rifiuti nei capannoni abbandonati o, luogo di stoccaggio per poi spedire i rifiuti, altrove, sempre in maniera illegale. Ecco, ci può tratteggiare il fenomeno? Lo possiamo tratteggiare abbastanza velocemente, anche perché magari dopo racconteremo anche chi è la sezione regionale del Veneto, che si occupa in maniera precipua proprio del trasporto del rifiuto. Quello che stava succedendo fino a un po' di anni fa, venivano riempiti questi capannoni soprattutto di abiti usati, perché magari veramente di basso valore, che quindi era in qualche modo economicamente svantaggioso recuperare il filato e venivano accatastati in capannoni che poi venivano bruciati. Si sono evoluti ulteriormente perché non bruciano neanche più i capannoni perché avevano capito che poi la risonanza era notevole e quindi li abbandonano con i loro rifiuti all'interno. Noi abbiamo anche insieme a Infocam e al sistema camerale cercato e stiamo cercando una forte collaborazione con le forze dell'ordine perché i dati in nostro possesso permettono di capire quando ci sono, almeno in parte, di capire in maniera anticipata quando ci sono fenomeni di questo tipo, perché normalmente le imprese danno qualche segnale nella loro struttura di governo, non sempre, ma molto spesso sì, come amministratori di un'età molto avanzata o che amministrano o cambio di amministratori recenti o che amministrano moltissime aziende in maniera del tutto impossibile e quindi abbiamo sicuramente dei segnali. Questo è un fenomeno, però ce ne sono anche altri, come i rifiuti abbandonati in maniera più generica, oppure smaltiti in maniera irregolare e non solo lasciati all'interno dei capannoni che poi vengono abbandonati, creando dei forti danni anche al committente e a tutta la comunità.
Ecco, lei è presidente dell'Albo dei gestori ambientali del Veneto. E che cosa è questa istituzione e come può aiutare nel combattere gli ecoreati? Questa è proprio un'istituzione perché è un ufficio del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Economica che è inserita nella Camera di Commercio capoluogo di regione, in questo caso la Camera di Venezia e Rovigo per quanto riguarda il Veneto, e si occupa sostanzialmente di autorizzare tutte le imprese del Veneto che trasportano, intermediano, producono e trasportano i loro rifiuti, anche i transfrontalieri, e che poi anche fanno bonifiche di siti inquinati contenenti o meno amianto, che sono circa 15.000. Oltre a fare questo, anche autorizzano i 60.000 mezzi che loro utilizzano per trasportare quei rifiuti. Attraverso un collegamento col Ministero del Trasporto e le dichiarazioni con le imprese, verifichiamo se quei mezzi che loro vogliono utilizzare per trasportare il rifiuto sono idonei o meno per trasportare quel tipo di rifiuto. Quindi c'è un contatto molto stretto con le imprese del Veneto, perché se vogliono trattare in qualche modo e trasportare il rifiuto, devono passare attraverso questa istituzione, questo ufficio, che rilascia circa 15.000 provvedimenti l'anno. Quindi vuol dire che ogni impresa, mediamente, se vogliamo fare le medie, una volta passa attraverso l'ufficio di controllo. E noi verifichiamo soprattutto sulle imprese che abbiano i requisiti, che sono requisiti anche di oltre ad avere, diciamo così, tutto per quanto riguarda dal punto di vista del non avere condanne penali, passate in giudicato, ma anche, diciamo così, di qualsiasi tenore, non in campo ambientale, ma anche requisito di onorabilità, altrimenti non possono essere iscritte oppure addirittura vengono cancellate. Il rapporto è importante con le imprese, estremamente vicino, perché cerchiamo di rilasciare i provvedimenti sempre nei tempi previsti, perché le imprese, quelle sane, hanno bisogno di lavorare e provvedimenti rilasciati in ritardo le bloccherebbero. Noi come cerchiamo di combattere gli ecoreati? Cercando di informare le imprese, di aiutarle nell'operare in legalità e soprattutto con questo tipo di eventi, che non sono questi tipi di eventi perché l'attività formativa verso le nostre imprese, essendo un albo, è costante e anche presso la società civile. Infatti, anche in 3 giorni avremo veramente un esempio della società civile, di un testimone di giustizia che ha rischiato la vita per opporsi a Reggio Calabria, e anche diciamo così, quella rappresentazione teatrale di Aspite, di quel famoso evento di usura che si è verificato a Padova. Cerchiamo di farlo con la formazione e l'informazione. Bene, grazie e ricordiamo l'appuntamento dal 24 al 26 di gennaio al Museo M9 di Mestre con il convegno Mafie in Veneto. Grazie mille. Venite numerosi. Grazie, arrivederci.